Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi vi vogliamo raccontare la nascita di 3 nuovi corsi di ITS Red Academy, percorsi di alta formazione che preparano studentesse e studenti al mondo del lavoro. Ne abbiamo parlato insieme al presidente dell'ITS Red Academy, l'ingegner Cristiano Perale. Il sistema ITS è in forte evoluzione, ITS Red Academy in particolare. Quest'anno partiamo con corsi anche innovativi proprio per i contenuti e per le competenze e le nuove figure professionali che andranno a sviluppare. Parliamo di Public Administration Manager, una figura innovativa a livello nazionale, un tecnico esperto nella gestione della pubblica amministrazione, quindi in particolare tutto quello che è la gestione degli immobili, la gestione delle gare, la gestione degli approvvigionamenti e delle manutenzione del patrimonio pubblico. Il Energy Specialist 4.0, un'altra figura professionale, anche qui volta a un altro aspetto della pubblica amministrazione che sono le multi-utility, quindi società partecipate fondamentalmente dal pubblico che gestiscono tutto quello che sono i servizi fondamentali a una città, quindi l'approvvigionamento di energia, idrico, di gas, la raccolta dei rifiuti, la gestione delle linee fognarie, tutto quello che è la vita, che ci aiuta nella vita. Tutte queste tecnologie sono in fortissima evoluzione, devono essere efficientate, lo vuole l'Unione Europea, stanno normando sempre di più per creare nel nostro ecosistema un sistema efficiente, efficace, a basso impatto ambientale, e c'è bisogno di nuovi tecnici specialisti nella gestione di queste infrastrutture. E poi un corso già presente nell'ordinamento del sistema ITS Red Academy, che è quello del Design Manager, già presente a Verona, dall'anno scorso a Treviso e da quest'anno 2024 anche a Padova, un corso per il legno arredo, quindi un settore industriale fortemente presente nel tessuto produttivo veneto, che ha bisogno anche qui di nuove figure per l'industrializzazione, la digitalizzazione dei processi produttivi, per nuove linee produttive a basso impatto e a basso costo. Un percorso di alta formazione costruito insieme alla provincia di Padova, ne abbiamo parlato con il vicepresidente Alessandro Bisato. È un bel rapporto, la provincia di Padova è socia fondatrice dei 4 ITS della provincia, che poi però hanno una rete regionale, e in special modo con ITS Red ha una relazione molto forte, perché ha messo a disposizione anche uno stabile in disuso per farlo diventare la sede dell'ITS Red grazie a provvidenze dello Stato attraverso fondi PNRR. Ma qui si vuole fare di più, si vuole mettere in atto uno strumento attivo attraverso un corso di PA rivolto appunto alla pubblica amministrazione per incentivare l'accesso alla pubblica amministrazione da parte dei nostri giovani che finiscono le scuole superiori, che devono capire che lì c'è un approdo sicuro, intelligente, bello, anche relazionalmente significativo. Lo si può fare attraverso un corso che mette a disposizione 2 anni in cui per il metà del tempo si è ancora a scuola in maniera frontale, come fossi un banco delle superiori, ma poi per il 50% rimanente si fa un'attività vera e propria in cui si prendono in mano le carte, i documenti, le attività che si dovrebbero fare qualora si addivenisse ad un ruolo nella pubblica amministrazione. Quanto può diventare strategico il rapporto delle aziende con gli ITS l'abbiamo chiesto a Franco Berti, che è direttore di Confservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia. È assolutamente strategico, importante, fondamentale perché oggi c'è bisogno di avere competenze, di avere professionalità, di avere risorse umane che durino in azienda, che poi accompagnino l'evoluzione di questa azienda. Le prossime grandi sfide saranno l'intelligenza artificiale. Se noi non abbiamo risorse di questo tipo, non potranno mai le aziende evolversi e anche affrontare le sfide del cambiamento climatico. Oggi queste aziende sono tutte quante sollecitate, un giorno da una pioggia eccessiva, un giorno da una siccità, un giorno da un calo di energia, e quindi avere competenze che prendano anche spunto su queste tematiche, che le affrontino con quella che la tecnologia offre, diventa strategico, fondamentale. Sempre più aziende ricercano talenti attraverso gli ITS. Abbiamo chiesto a Maurizio Casarin, direttore dell'ITS Red Academy, perché accade questo.
Le aziende ci cercano perché riconoscono nei nostri corsi dei corsi strategici per la crescita dei ragazzi che poi andranno a diventare i loro futuri dipendenti. Dopo un primo contatto, oltre alla possibilità di incontrare i ragazzi, avere ragazzi in stage, le aziende iniziano a dialogare con noi per creare dei corsi e dei percorsi che sono adatti alle loro necessità. È il caso ad esempio di Confservizi con la creazione e la progettazione del corso Energy Specialist, ma è il caso anche del confronto con pubbliche amministrazioni come la provincia e il comune di Padova, con i quali abbiamo progettato il corso Public Administration Manager. Perché un'azienda multiservizi come Veritas ha scelto di collaborare insieme all'ITS Red Academy? L'abbiamo chiesto a Roberta Citarda. Veritas è una società di servizi pubblici, si occupa del servizio idrico integrato, della gestione dei rifiuti, quindi della raccolta e del loro trattamento, si occupa della gestione dei cimiteri, del forno crematorio, si occupa anche di energia. Tutto questo lo fa in 51 comuni della città metropolitana di Venezia. Per quanto riguarda il settore dell'energia c'è una direzione dedicata, un energy manager, un gruppo di lavoro aziendale trasversale che si occupa di avviare progetti che riguardano le fonti di energia rinnovabili e quindi diciamo è un settore questo sicuramente in fase di sviluppo per la nostra azienda, quindi da qui al prossimo futuro sarà necessario quasi sicuramente inserire delle figure professionali tecniche che si occuperanno appunto della conduzione e della manutenzione degli impianti fotovoltaici, oppure delle figure un po' più amministrative o gestionali che si occuperanno invece di interloquire con gli stakeholder. Quindi ben venga la collaborazione con l'ITS proprio per l'avvio di questo nuovo percorso di studi Energy Specialist. È una collaborazione a cui teniamo molto anche perché siamo forti di precedenti esperienze positive che hanno consentito di inserire in azienda dei giovani studenti diplomati che quindi sono arrivati con delle competenze tecniche ben tangibili e che poi chiaramente dal momento del loro ingresso in azienda sono stati accompagnati lungo un nuovo percorso di inserimento affinché potessero poi diventare dei lavoratori esperti.